Filumena Marturano di Edoardo De Filippo. Commedia teatrale in 3 atti, scritta nel 1946, che rappresenta la crisi della famiglia patriarcale borghese, quella di Don Mimì, mentre Filumena aspira al trattamento uguale per i suoi 3 figli, di cui uno solo è di Don Mimì. Nel monologo che segue, Filumena, per la prima volta incinta, chiede alla Madonna delle Rose cosa deve fare e all'improvviso capisce che quel figlio se lo deve tenere. E figli, suoi figli, interprete Maria Dolores. Erano le 3 dopo mezzanotte. In strada ero tutta sola. Da casa mia me ne ero andata già da 6 mesi. Era la prima volta. E adesso che faccio? A chi lo dico? Sentivo nella testa le voci delle compagne mie. Perché aspetti, ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Senza volerlo, camminando, mi trovai nel mio vicco, davanti all'altarino della Madonna delle Rose. La affrontai così. Cosa devo fare? Tu sai tutto. Tu sai anche perché mi trovo in questo peccato. Cosa devo fare? Ma lei zitta, non rispondeva. Ah, così fai. Meno parli, più la gente crede in te. Sto parlando con te, rispondi. I figli son figli. Rimasi di ghiaccio, rimasi ferma, così. Forse se mi voltavo avrei capito da dove veniva la voce. Da dentro una casa col balcone aperto, dal vico dietro, oppure sopra, da una finestra. Ma poi pensai, ma perché proprio ora? Ma che ne sa la gente dei fatti miei? È stata lei allora, è stata la Madonna. Si è vista affrontata così, ha voluto parlare. Ma allora la Madonna per parlare si serve di noi. E quando sentivo ti togli il pensiero, era lei che me lo diceva per mettermi alla prova. Io non so se sono stata io o la Madonna delle Rose a fare con la testa così. I figli son figli. E giurai. Per questo sono rimasta tutto questo tempo vicino a te. Per loro ho sopportato tutto quello che mi hai fatto e come mi hai trattata. E quando quel giovane si è innamorato di me e mi voleva sposare, te lo ricordi? Stavamo insieme già da 5 anni. Tu ammogliato a casa tua ed io a San Potito, dentro 3 camere e cucina. La prima casetta che mi ci mettesti quando dopo 5 anni che stavamo insieme, finalmente mi togliesti da lì sopra. Quel giovane mi voleva sposare, ma tu facesti il geloso. Ti sento ancora nella mia testa. Non ti posso sposare, sono già ammogliato, se quel giovane ti sposa, e ti mettesti a piangere, perché al contrario di me tu sai piangere. E io dissi, questo è il mio destino. Domenico mi vuole bene, con tutta la buona volontà, non mi può sposare, è già sposato. E andammo avanti a San Potito, dentro 3 camere e cucina. Ma dopo 2 anni tua moglie morì, il tempo passava ed io sempre a San Potito. E pensavo, è giovane, non si vuole legare per tutta la vita con un'altra donna, ma verrà, sì, verrà il momento che si calma e capirà tutto quello che ho fatto per lui. E aspettavo. E quando ti dicevo, Domenico, lo sai chi si è sposato? Quella ragazza di rimpetto a me dietro la finestrina. E tu? Tu ridevi, tale quale come quando salivi con i tuoi amici su dove stavo io prima di San Potito. Quella risata non era vera, quella risata che comincia giù nelle scale, quella risata che è sempre la stessa chiunque la fa. T'avrei ucciso quando ridevi così. E aspettavo, l'ho aspettato 25 anni. Aspettammo le grazie di Don Domenico. Oramai è vecchio, ha 52 anni, ma lui si crede
sempre un giovincello, corre dietro alle ragazzine, mi porta fazzoletti sporchi di rossetto, me li mette dentro casa. Mettimeli ora dentro casa, ora che ti sono moglie, caccio di casa a te e a lei. Siamo sposati, il prete ci ha sposato, questa è casa mia. E dopo lo struggente monologo di Dolores, una scenetta veramente divertentissima. Intervista a su pronto soccorso. La scena si svolge all'uscita del pronto soccorso tra una paziente appena dimessa e una giornalista che deve fare un servizio sul gradimento del Servizio Sanitario Nazionale. Il tutto condito da una serie di equivoci molto esilaranti. Interpreti Maria Grazia e Zelinda. Buonasera signore e signori, prosegue la nostra inchiesta sul servizio sanitario in Italia per capire l'indice di gradimento dei cittadini. Ci troviamo a Spiviringiano in provincia di Oristano e intervisteremo il primo utente che uscirà dal pronto soccorso della ASL. Ah, ecco uscire una signora! Signora, scusi? Cosa vuole lei da me? Sapere solo come si chiama e farle qualche domanda. Deuseo Giustina Colungioni, cazzo non mi faccia perdere tempo, su che stia pensando a soprancio che ancora non ho preparato nulla. Ah, Me se ho tornato a questo punto sul corso, poi per me da scuola se non mi torna. Cazzo, te prese che si orienta voi chatta, poi te non intendo nulla. Mi succede questi incidenti, a più sbatto su riga e poi si è tutto sorda. ma come è successo? Sì, sempre è successo, ma vostete come ti vede ad uscire? Fermo in suo comodo, e appalliscinato, e poi un corpo su riga subito, poi a terra e poi si è tutto prendere dolore, sai spese, a sa schiena. Ma l'hanno visitata? Ma che fortunata, non intendo nulla, ma ti portai questo pronto soccorso. E lei cosa le hanno detto? Ma che non ci fia a letto, tutto sta di sezia in una carriera, dei sughizzi di AI zero, mi ci siamo pensando in moi. Certo, perché le avranno dato il codice bianco. Ma che pasta in bianco, nulla, ma ti torna, stiamo morendo di fame, nei casi tutto sta di a digiuna. Ma alla fine l'hanno visitata? Ma che non mi hanno operata, no? Su che ha pubblico adesso pronto soccorso, non si comprendeva pro nulla, il codice rosso, il codice verde, il codice giallo, un inferno. Ci via un morendo e dolore prendi, anche via ad una gira che non è andata a De Corpus, però questo via da codice marrone. Poi ne sta ribando picciocchetti, tutto fracassato, preno d'esame. E now, che su semaforo non so se firma, si arruga e date pica un preno. Tutto fracassato. Lasciami passare che se codice rosso e dopo passare prima. No, non so di più, se no di disperaci si aspetta a subirti però. Insomma. E comunque mi ne fatto male, comunque tante picao poi. E tante visitao. Va bene. Questo Meggiano finalmente sta arrivando un dottoretto. Giovuneggio. Portava ancora spivisia Zanfacci. Bella fanciulla, sono io il medico Mannau. E Sandro Deo dopo raccontavo tutto ciò che mi via succede naturalmente. E su bella fanciulla si spogli. Ti da prati su più bello. Perché? Non c'è niente di male, lui è un medico, è uno specialista, è abituato. Ma su fatto questi, che Dio, non mi sono mai spolincata, manca neanche marito mio. Come ha fatto in tanti anni di matrimonio? Sì, sono demonio, è un demonio. Signora Giustina. Comunque, ma cominciavo a visitare, dopo una prima, su dottore studi di salute. Ma io su Mannau, che hanno studiato, non c'è da fare nulla, non podia fare nulla.
E comunque noi cominciamo a visitare su Riga e Manauga in una girigenda che adesso viene tutto sanao. Invece con su dolore a gamba a sinistra, Manauga non viene un problema di sedate. Certo. Ma come dite da salerenti su dottori? Che si sta a destra e nasce un barco a sinistra e cosa vero non mi vuole. E comunque la mamma qui ci piace rispondere, anche su Lucia che piace rispondere. E comunque poi mi ha visitato Zogus e mi ha ordinato i lentisi. Andava con i lentisi e mi poteva bere in melus, scrivere in melus e leggi in melus. No, ti ha detto spantata naturalmente. Perché è normale che con le lenti si possa vedere meglio, anche leggere e scrivere meglio. Sul fatto questo che questo dottore vi ha dato un grande bravo lancio. Poi Taddeo ha comprato le lenti nuove, ha comprato sul giornale. Appena si è onorato a domo, mi si è posto a leggere. Ma analfabeta avevo e analfabeta si è onorata. No, Sì, è così. non è possibile. Poi da cavallo mi ha visitato Sabucca. Gli scasciallisi. Visita Signora completa, insomma. Giustina, ma lei ha un dente morto, bisogna fare una corona. Quando sanare su dottori, che mi ha fatto un marito mio, dopo fatto certo un cucino di errori, non una corona. No, che avventura, signora Giustina. Vabbè, dai, l'importante è che ora lei stia meglio. Ascolti, cosa mi dice di salutare questo meraviglioso pubblico? Magari con una bella canzoncina? La conosce una canzoncina? Sì, una belligena, belligena. Dai. Non dimmi questa cosa, Prego, prego. che la canto io. Canti, canti. Tenemo una domicella vittichetta in Canada, così che se banniera se storici de ogni qualità, e dopo paga di ucciva santa vodila, nara, ita belligenda di esti, zia Cristina. Poi sono una tutta bruscia, le rose mi pastino, e allora cosa feci? Voi tutti chiedereste, ho preso la zirogna che portava gli affari e a Perillo ricorsa per le vie della città. E voi sapete che figlia ha fatto quella là? Cammina cianca cianca stupiata in Canada. Ah, brava signora Giustina, brava, complimenti. Donami sui microfoni. Allora, la signora dell'età medie, parodia di Gigi Proietti, tratta dall'opera di Alessandro Dumas Figlio. La commedia racconta della difficile storia d'amore tra il nobile Armando Duval e Margherita, la cortigiana più bella di Parigi. Devo però precisare che all'ultimo momento l'attore protagonista è sostituito dal nostro Raffaele, che si affida ai suggerimenti di Spartaco, ed essendo Raffaele un pochino sordo, ne sentiremo delle belle e rideremo a crepapelle. Interpreti: Antonello, Lucia, Maria Carmela, Maria Dolores, Raffaele e Rolando. Buongiorno, io sono Spartaco, il suo suggeritore. Buongiorno a lei, sono Giovanni Bonetti. L'impresario l'ha contattata perché l'interprete che doveva impersonare Armando si è ammalato improvvisamente e quindi abbiamo bisogno che lei lo sostituisca, visto che in passato lei ha già recitato in questo ruolo. Guardi, questo è tutto l'ambiente dove si svolgerà la vicenda. Vi ringrazio che abbiate pensato a me, ma io non mi ricordo più la parte. L'ho interpretata tantissimi anni fa e non mi ricordo più nulla. Inoltre ho problemi Problemi? quando uno non si ricorda le cose, come si dice? Problemi di memoria. Ecco, bravo, anche problemi di memoria. Oh, per questo stia tranquillo, io starò dietro di lei e le suggerirò tutte le battute a tempo debito. Ma mi stia vicino e parli forte, perché non vorrei capire male e dire cose inesatte.
Stia tranquillo, le starò così vicino che non perderà nemmeno una sillaba. Vedrà, andrà tutto alla perfezione. Sono un pochino più sereno, ma non mi abbandoni mai però, eh? Ma certamente. Comunque una raccomandazione, quando entrerà in scena cerchi di assumere un'aria, un atteggiamento da nobile. Si ricordi che lei è il conte Armando Giovanni. Me coglioni. Un'altra raccomandazione. L'attrice è una donna molto capricciosa, quindi lei entrerà in scena dicendo dolcemente Margherita. Ma è che è una pizzeria, capricciosa, Margherita. Su, vada adesso, si prepari. Allora andiamo, Andiamo. e che Dio ce la mandi buona. Ah, quale sciagura si abbatte sul mio capo. Sì, vai. Madame. Questa tosse mi sconquassa il petto. Questa c'ha la tisi, finisce, mi sputa in faccia tutto il giorno. Aspetta. Cosa c'è, Giuseppina? C'è il contino Armando. Fallo entrare. Vai. No, ho sbagliato. Fallo entrare. Fallo entrare. Oh, finisce che l'attacca pure a me. Non la sopporto più. Mi sputa come un lamma. Quale sorte matrigna. Io amo di vero amore il continuo Armando, ma un abisso ci separa. Egli è ricco e blasonato, ed io non sono che una povera una povera cortigiana. Ma fè mia, io non rinuncerò mai a questo grande amore. Conte, venga avanti. Madame la sta aspettando. Stia attento però, perché sputa come un cammello. Margherita. Armando, Spartaco! Margherita. Armando, Spartaco! Margherita. Armando. Era ora. La vostra vista sola. Eh? La vostra vista sola. Un'intervista sola? Mi piace e il cor consola. Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Perché io sono devastata da questa passione. Davvero? Ma l'amore? L'amore è un perverso folletto L'amore è diverso sul letto, e provoca lutti nel cuore. Sì. E provoca rutti decore. E presso parenti ed amici L'Espresso Fraterni e Parigi, alberga una terza leggenda. Alberta si è persa la gente. Armando, parlate! Mi sembra che siate malata. Non sempre vi siete lavata? Non cegliate, Armando! No, ce li ho, e come ce li ho? Ieri eravate disperato e oggi siete fatuo. Sì, mi capita qualche volta di essere fatto. Sappiate che anch'io sono mutante. Ma basta. Cangiante. Davvero? Sì. La mia natura muta come il vento. Vi adoro quando siete Vi adoro quando siete. così mutante e senza. Con le montagne a secco. Vi adoro comunque. Armando, dite frasi deliranti. Sì, sono pazzo di voi. Sì, non sono fatto di voi. Fate di me quel che volete. Fate di me quel che volete. Sono inerme e solitario. Sono inerme e solitario. Sono un verme solitario. Signora, mi scusi, signor Conte. Dici Tancella. Dici Tancelo. Dici Tancella. Dici Tancelo. Dici Tancella. E io che ho detto? Dici Tancella, sta compagna vostra, che ha giocato tutto su anni a fantasia. Ora cantate pure. Si fa quel che si può. Cosa c'è, Giuseppina? Oddio.
Sentite Duval che chiede udienza. Eh no, qui c'è un equinozio. Conte Duval, sono io. No, no. Come no? Duval padre. Ma Duval padre. Ah, padre Duval, Duval. Padre? Padre? Padre. Padre? Padre. Dov'è? È lui. E lui? Allora io ho preso tutto da mamma. Padre, sappiate che sono fermo nelle mie decisioni. Padre, sappiate che sono infermo nelle mie precisioni. Sono fiero e positivo. Sono fiero e positivo. Sono siero positivo. Figlio mio, ascoltami, pure voi, madame. Troncate questo amore impossibile, E perché mai di grazia? perché lei è una donna perduta e lei è un uomo. Alludete al suo rango o al suo censo? Sbagliate, padre. Sbagliate, padre. Non mi nasconderò dietro il mio censo. Non mi nasconderò dentro il mio cesso, mai. Uscite, udite, egli ragiona, uscite. Basta, evitiamo l'alterco. Neanch'io amo l'alterco. Neanch'io me lo sterco, qui fuori è pieno di cavalli, di buoi, di pecore, una schifezza. Perché io non amo le dispute. Mi è sempre stato in viso il disputare. So bene di preciso. So bene di preciso Con disputar diviso. come sputarvi in viso. Basta, evitiamo questo alterco. Mio figlio trascura il lavoro. I nostri terreni sono abbandonati. I nostri coloni irrompono nelle nostre case. Io non permetto oltre Io non permetto oltre che irrompano i coloni. che rompano il no, questo non lo dico, è troppo volgare, non lo dico. E chi si dice rilombrosa? E sia, Che sia? e sia, conte, lascerò vostro figlio. No. Ma Ma vaffanculo! Oddio, si sente male! Presto, presto, un dottore! eccomi! Caspita, che velocità, che astro! Dottore, senta il cuore se pulsa. Dottore, sentite se puzza, Ancora pulsa! ancora puzza. Dottore, ditemi che cos'ha. Ha la tosse! Ma questo è un genio. Dottore, dica la verità. Dottore, dica tutta la verità. Parlate a cuor nudo. Parlate a cornuto. Ma cosa vuole che le dica? Ha una cosa e un'altra. Una cosa e un'altra. La tisi la divora. La crisi, troppo ne ha divorate la crisi. Ma dottore, faccia qualcosa! Troppo tardi. Troppo tardi. Perché? Che ore sono? Tornare potessi indietro. Tornare potessi. Me lo misero. Indietro me lo misero. Esalo l'anima. Esalo. Cosa vuol dire esalo? Esalo. Esalo vuol dire esalo. Lo vedi cosa vuol dire aver studiato? Lo vedi? Oddio, morirsi giovane. Addio Armando. E dove vai? Perdonami, se tu non conoscerai mai la dolcezza del mio... Quante lettere? E che vuol dire? Amore. 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 Ah, si è spenta. No, 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 e adesso chi la riaccende? Sentito babbo, io non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che mi è ignota e a me ignota resterà. Che è mignotta e mignotta.
eccezionale, un grande che ha saputo veramente trasformare una commedia, una tragedia in una esilarante sketch, giocato sulle equivoci, giocato sulla sordità di uno dei protagonisti. Quindi bravissimi i nostri attori. Non lo so, vorrei sentire qualcuno del pubblico, un'opinione, qualcosa. Sono bravi! Sono bravi, Mitico, qualcuno dice mitico. Sì, sono bravi i nostri attori, veramente. Siamo all'ultimo pezzo di questa serata meravigliosa. L'ultimo pezzo, Fradi miu generoso. Fradi miu generoso l'ha scritta il nostro maestro Ignazio Porcu. Quando si dice moglie e buoi dei paesi tuoi. Interpreti Lucia, Patrizia e Mario. Grazie. Sei troppo svegliato, sempre in giro di mangiare. Donna dia in brazze gresi a rallenti. Così non cosa, sa gioia a me sa lichidi e ci stupa da impare con amico corali. Via, da su postali e via a Castello, ma è ta stoccata a guardare fai. Mi lascia sempre sola. De gambe molto a Samulleri. E subito che Dusine andava in città a lavorare in ospedale. E adesso veniva a Musu, andrò, può arrivare con compagnia. Pago ben mio. Ma chi mi dorrà ma gioconetta? De sicuro non mi fai solo per errori che ha fatto, no? Balla che no. La faccia tonta. Faccia tonta. Su primo che mi ha domandato, s'unico. Hai gusto di stessi accettavo, ci devi a mela. Non mi dà per scaresci mai. Non devo più vita che via leggitedo. Portata subito che dedo su. E i barra sunfrada, commenta e sparafangus de un 83. De un 83, di questo antico, su là. Io, stavo nascio. Geni de magatao de difetto su. Ma je non stava aspettando a me, manca il legitetto. Facce donta. Con essa verità. De auguro, de bellezza, je non femo manco Sofia allora, no? Io. Ho passato sa vita che stienda a frate mio, che è prospettico de me cincanno su. E poi, non mi dorramo, E chi è? Ciao Lucia Bruccasa. Lucia Fruccasa, printa che mi fai compagnia. Ciao Peppa, come ti stai? Ci stavo bene, e tu ti hanno battesi. Sensi. Grazie. Sei andata a Cresia, vai visita sul Santissimo Sacramento. Mi si è arragotata dei due. Case ho di ora senza dei biri. E mi si ho fatta, già chi Peppe mi venino accanto in domo dei sovrani, e voglio andare da gattai. Ma si è fatto bene, sorelle mie. Mi ha fatto me da piacere. Se ho sempre so come che corro. Tu c'è da te, mi si sta compagnia, ci devi a frati tu. Frati tu? Scusa, e noi ci beda, ore papà e ore drumì. Già per raffermi compagnia a Mimmi. No, Rubi a nevoti tu. E non sa cantata. Da Johnny Geldo. Ah, Johnny Geldo, mi faccio scarescitura da si che un uomo moderno. E non sa cantata. Già 5 anni su un ospedale di Castello. E c'era detto,
Italiani. Ma ti comprendi, Lucia? Giorni cedo un ospedale non è malato, no? No. È traballenti. Ah, Fare meno male. spulizia ai malati. Bisogna fare tanta città, fare questa scuola dei infermieri e noi donne scelti poi festa nudiasa. Ah, dove pensiamo? I commenti bisi, sorrigare sempre, zolla. Sola due. Il tema di pina idea, pensando su. Se ho viuta 15 anni, non tengo né figlio né fratelli. Quando sei sola in domo e mi arriva sul mericello, non faccio altro che mi acconcaia anante su televisori. E luego mi ci viga su zona. Quando mi didorra spirillai, mi gasti un giro, ma accanto che sei sola, di penso de cose, sa. A volte, sa, mi pare che sei come una bottiglia sbuita che esce in magazzino. A proposito del magazzino, ti devo fare sulla succede cosa buona, o su caffè di faccio? Se io ti giuro, una sorella mia. Non sia complimentosa, ti dovrei paro. E toccala. Manca di vedi su nervoso, non ti fai nulla. Mi ha da braccio un zicchetto di caffè. Ma non ti posso buffare, che mi pica su nervoso e luego mi tremiti in mano. E sarà sulla succede cosa buona, ti faccio compagnia di auguro. Anda bene. Premetti pago, Attendi. E noi gli tengo una scelta, frate mio generoso, che posticinato da racchedere. Non ti capaci di girare dopo papà. E sta vicina va bene il appetito pure. Ti tengo a sapere. Grazie. Vernaccia di Oristano. Sì, Cicci, buffa Lucia là, è liscio, non porta manco a vieta. Sa giustizia! Altro che liscio! Questa cosa arresci che fuoco! Tocca darmi il sudao su, che tanto un'altra. No, raga, questa cosa mi fa tremare in mano se gamba, sa. E devo camminare in saia. Cassia, chi vesti stetti andando, pronti si cannano, ti abbiamo messo in manca cinnao. Quando più che scamba andando andavo conto un solo, gente gatelo che mi poterai là, no, E che cosa non andas a Cresia? Lucia, io ho messo a concia, andai a crisi, ma poterai il banco su, non c'è a terra. Ho lemonai, commenti mai, non da pure più in Cresia. Ti sta venendo mi spantai là. Stica generoso non c'è mai. E non non rilassai sa domusoa. E non rilasso solo sul logo. Sul fatto che sta domo non è sa mia, ed è generoso. Me lo sa ancora, non ci deve aver da stato pure. No, ma tanto mai. A frate mio mi fa una cosa ici, a me mi tocca adesso. Prusa attenta a Deo Amulleri. A proposito, come ti mai generoso non si sta ancora da raccogliare? Penso che moi non ti tenga Penso che non ti tenga idea. Gusto moi pensando di scelta si spaziai e basta. È giovane, io è tempo si dovrai a sistemare. E qui te non ti dovrò raccogliere. Ma sei fiuta di ora come da isso, E Beppa Castia, che attiamo un uomo commenta generoso che è ancora giovane, credi che non mi metto a raccogliere? Speri che sta vista è ancora buona. Ehi, Jesse Biresu, questo mi chiama in Piazza Iglesia, Ciccio, ciao, ciao. E frati tu, mi pare di camminci passo che sei fatto tardi. La chini cesti, buongiorno Lucia,
c'avevamo una vicenda che non si devi dire. E come ti stai? Sì, io già sto bene, e tu come ti ridavassa, sa? Benissimo! Etta bella sorpresa! Se venia proprio una visita a Peppa che abbiamo su di ora senza desibire. E devo pure fermare di ora che non si devi dire. E quando succede... Purtroppo, a figlia di Dio in tanti in Piazza Egresia che hanno andato a ascoltare in missa. Ma femmo andando in vinci. Dai, Peppa, Gesù sa tornare a vivere generoso. Dai, che Dio vuole. Ciao, addio. Addio, quando vuoi sì. Torranci, che mi fa piacere. Inizi ma tu fatto che sia che aspetto. Appena gatto anche un momento di un libero Gedorra da gattare. Addio. Addio. Stavolta. Peppa, dei gusto che da più da prima, che te più fai? Non ha mica un consiglio. Beh, Manade, non ci fai a scarroppatura con gente mai via mai conosciuta. Ma chi li esti? È una bella picciocca, giovunedda, traballante, e pari brava pure, e te più pretendi dei gusto. Oi, approdi, senti, fratello mio. Hai gustedato tipo una città giovanella, se manca il succorre sta burca, senza uscita ciappasa. Che non vide poi sa gattai, una femmina, buona e connotta, ma che stia da sallucia frucca, con tu i deci puro. Ma te se ne rendi, issa se vuoi insegni. Questa è brava femmina. Brava canto olli, si ma devono di ollu, gente scarrabecciata. Tocca! Ci besso per comprare le iglesia e mi sbrezzo un paghetto. Io devo sapere preparare il suo pranzo. Marta. E chi resti? La Lucia. Lucia. E che ne succede? Oh, Peppa, se avessi di ingannarmi, dopo si scaresce sta belletta in noi. Ah, brinde che gastiamo. Ah, la pizza sagadira esti. Grazie, Peppa. Lucisi, se ho dato sciallocare di questo bicchiere, Quando adesso ci arrivaio dopo due, da adesso già è passato. E sti che da fai gana di mi buffare un altro zucchetto puro. mi venga sua tita, che la samicia andate fatturare. No, ma generosa tu viaude. No, però, una degustatisi, appena vengo dentro, tu già la rosa gatta. Là che t'aspetto, Ciao, Lucia. Che veda che tu buono, Arrivai quest'ora e si scendono ben in cruzo. Ora vieni manca a me rivi. Ehi, La che sei no. Novità ci fu. Lucia si è tornato a Lucia. È tornata a Lucia. Ma ti adesso? Ehi, E te diavolo ci cercate ancora noi. si scaresce. E pare che questa è andando fraga. Si scaresce a sta belletta di conca noi e venivano di navigare, ma non si sei stato via su. Oh, non da pubia. Questo è toccava. Teni da regioni, sorri mia, teni da regioni. A dominare da... E ci stupa a fare, e soccorre sa frucca, vinza sa... A Castello, poi dici che è una femmina. Quando da voi sa gattai, e noi in vita, e da gente connotta. È vero, su, teni da regioni. Però teni da regioni. Lucia è una bella femmina, brava, onesta. E si conosce su vinza di picciocchetti. È una stabilità di mesti sempre i braccia a me, dai. Quando dopo tornare a vivere,
mi c'è entrata, commento un lampo. Generoso. Beh. Se scarescia di dinai, che giornicello non vede a prandi. E dopo preparavo tresi, ma come ti va Deus? Te tanto scio. Più pensendi, i due siete di accordo, Per sempre il dolla mischia, da invitare a prendere a Lucia, e tanti pensas. Ma te adesso ne dico. E lo di abbrulla. Castia, non mi poteva stanare una cosa più bella in questo momento. Peppa, lascia Espratus e sta mesa come ti punti, se lo rendi. Anda, ti vai, si invito, se lo rendi, non tocchi sti nuda allora. No, non tocco nulla. Se lo rendi. Vanno di Brasile, c'è stupato come te ho guetto. In modo si fa sua bella sorpresa, tanti tornano subito. Preparo sta mesa a noi. E papà su, in sa zalla bella. Preparo sta di alla buona de mammai. È occasione importante. Sospiti, tocca da trattare bene. Vi gusta te la segata fatta di mamma mia? Su servizio buono? C'è anche uno spizzico rao, però già fai lo stesso. No, basta, sono troppo contenta. Mi fai troppo piacere, mi fai questa cosa. C'è via Doda, generoso di indicità. Stanza bella, sempre dei suoi servizi a mamma, No, è tutto. Oh, ti manca. Sa cosa può fare, questa non può mancare. Bioniello, a volontà. Ma Loreddo si depintessi già è pronto su. Beh, Lucia, con me. Che c'è tu Peppa in dono. Peppa dei pittini, Peppa. Oh Peppa, là che si adora con Lucia. Pronto è su pranzo. Ah, là, ti adoro. Beh. Mi tengo troppo pensiero. Cioè, non mi aspettavo che ti arrabbiare ci credo. Fisica, sta presenza tua, no, è sempre cara delizia. Beh, senza no, beh accanto a me, beh. Grazie Peppa, non mi aspettavo tutto questo bell'accatto. Bene tu. Grazie. Senza noi, ecco qua, Poi gusta da moneo se non il pizzo, beh, che distrubba, ecco qua. E ciao, si sente un pronto. Andame. Ma Loreddo. Ma Loreddo, tu sei aragosta, Castia. Prima sospiti. C'eravamo anche ai scettini. Io li meno pago, Lucia. Basta. Su caso tu votaggiai. E ti abbiamo voluto domandare. A me lo pago, non mi dite sti me da casa la dieta, no, come si non festa Io non come mi dici intendo tu. una cosa. Prima si deve fare adesso c'è una cosa buona. No, Peppa, dopo che fai che girini. Oh, pensavo sempre all'istante, bravi subito. Oh, ma che? Tanto, non si chiedono, Ancora. non si rifiuta mai. Per festa, bel Peppa, grande festa. Buon appetito. Te ne un sospiti. Grazie. Ecco qua. Un sappizzo. Buono. Castia bene due. E sta meglio tocca te vita. Troppo buono, vedi? Troppo Mi tu buono. quando detto tu ci cucinare. Però prima di seguire a prandi, lo fanno un brindisi. Che mi permettesi. Un brindisi a nome di Lucia. Me fai con papà, generoso. Lui no. Le ospiti, se sa grazia di questa donna. Allora, brindavo su un pari, si divesavo, e vedo questo brindisi come si deve. Intanto, brindo
a Lucia, che sia da Sabeni, bene in domo mia. Con salute, amore e allegria. A tutti. Dobbiamo mangiare. E noi, io Io ne merezzo. Dai, Grazie a tutti. Veramente non poteva mancare. Allora, adesso chiamo tutti i nostri attori qui. Rosa, dov'è Rosa? Wanda, Zelinda, Raffaele, Maria Grazia, Maria Dolores, Lucia Cao, Patrizia, Mario, aspettiamo che escano gli altri che vi ho chiamato, prego, Antonello, Maria Carmela, Rolando, Lucia Salis, voi che avevo già chiamato, naturalmente sempre in ritardo queste alunne indisciplinate, boh, non ho capito, maestro Ignazio, maestro Ignazio, grazie per questa bellissima serata, grazie al pubblico presente, partecipe e ci auguriamo che vi siate divertiti, che sia stata per voi un'oretta di spensieratezza e di divertimento. Grazie a tutti. Come avete visto, appunto, come ha detto Don Franco, no? Facciamo le cose tra di noi, siamo una piccola comunità, però abbiamo visto che anche all'interno di una piccola comunità c'è comunque tanta voglia di esprimersi anche attraverso il teatro, e quindi questa è una cosa che trovo bellissima. È un'opportunità anche per chi volesse, no? Magari anche mettersi alla prova, perché comunque non è facile salire sul palco, vero? Però ce l'hanno messa tutta e ci hanno fatto divertire, confermate? È stata una bella serata. Quindi continuo a ringraziarli e ne approfitto anche per ringraziare tutti voi presenti che appunto avete partecipato a questa serata e tutti i volontari che sempre ci danno una grossa mano, sia i più veterani sia quelli più nuovi, tutti quanti. Non voglio fare nomi per non dimenticare nessuno, ma sentitevi liberamente tutti toccati.